Non trapela ancora nessuna notizia ufficiale dagli inquirenti che sono alla ricerca dei responsabili della rapina avvenuta sabato sera ai danni di un supermercato lungo via Gorizia a Bolzano Vicentino. Secondo alcune testimonianze, una banda composta da almeno 3 persone ha fatto irruzione nel grande negozio poco prima delle 20, a ridosso dell'ora di chiusura. 2 uomini incappucciati armati di pistole hanno minacciato le commesse per farsi consegnare l'incasso della giornata, mentre il terzo complice restava a fare da palo all'esterno. Alcuni testimoni nel parcheggio, non direttamente coinvolti, hanno assistito alla scena allertando immediatamente i carabinieri di Thiene. Mi hanno detto che c'era una rapina in corso e che c'erano 2 incappucciati che puntavano la pistola contro le 2 cassiere. Quindi abbiamo chiamato i carabinieri e abbiamo fatto quello che potevamo, abbiamo soccorso una delle 2 commesse che erano molto provate ed è allucinante che si permetta tutto questo. Immediata è scattata la caccia all'uomo dopo che i 3 criminali sono fuggiti a bordo di una vettura col malloppo che non è stato ancora quantificato. Il veicolo è stato rinvenuto solo domenica mattina, poco lontano dal supermercato. Allibiti i clienti dopo la terza rapina avvenuta con modalità simili, l'ultima risale all'ottobre del 2024. Ho sentito le sirene sabato sera verso le 9:30, 10. Cosa pensate? Qualche incidente sulla statale, come tante volte succede. Mai in questo momento che ci sono tutte queste rapine tra abitazioni, supermercati, eccetera, quindi penso che sia un po' preoccupante e speriamo che riescano a trovare il modo di sopperire a questa situazione.